È stata inaugurata nel weekend la mostra di pittura Alberi nella luce dell'artista sandonatese Adriano Pavan. Promossa e organizzata dall'Associazione Naturalistica Sandonatese, la mostra, che vuole essere un'occasione in cui la sostenibilità ambientale incontra la sensibilità della pittura, sarà visitabile presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea fino al 24 novembre. Il nostro intento è quello di richiamare l'attenzione dei cittadini, sia quelli sensibili all'arte ma anche quelli sensibili all'ambiente, sull'importanza degli alberi. Con questa mostra, in cui abbiamo scomodato l'arte pittorica, la grande arte sandonatese, desideriamo coinvolgere un pubblico il più vasto possibile intorno al tema della conservazione e della coltura degli alberi. Adriano ce l'ha messa tutta, nel senso che senza rendersene conto ha elaborato artisticamente gli alberi del Basso Piave per l'intera sua vita artistica. I risultati sono in questa mostra straordinaria, monotematica, che ci mostra gli alberi trasfigurati, ma ci fa capire anche l'importanza e la strettissima relazione degli alberi con la luce. È un sunto di tutta la mia attività, sono quasi 70 anni io che dipingo, sono nato lungo il Piave, quindi io ero un bambino ancora, avevo 16 anni quando ho cominciato a dipingere, mi ricordo che camminavo lungo il Piave alla ricerca del luogo, diciamo, dove le rubini e dove i pioppi così mi sembravano quasi parlassero. E l'albero è sempre stato uno dei soggetti che io ho preferito. Per me sono come esseri umani. Quindi questa mostra rappresenta anche un'altra cosa, cioè l'emozione. Cioè, per me un quadro, se non crea emozione, è una tela dipinta e basta. Ecco, questo volevo dimostrare e questo è la pittura. Cosa vi piace di queste opere? I colori verdi di Adriano Pavan sono eccezionali e non si smentisce mai. Vero, mi piace molto movimento, dinamismo, è viva la natura veramente. Veramente l'artista nell'usare il colore usa anche la poesia del verde e la poesia della luce, per cui direi che ha trovato proprio una sintonia fra il colore e l'immagine, direi. Stavamo dicendo che sarebbe bello portare anche i bambini a vedere questa mostra, senz'altro sarebbero attirati e meravigliati di vedere tutte queste forme e questi colori messi insieme. Le vedute sul Piave sono assolutamente identificabili senza problemi, bello, 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 bello. Il protagonista è il verde, il patrimonio di alberi che caratterizza anche la nostra città, che caratterizza il nostro paesaggio fluviale, e quindi è un'occasione in cui la cultura insieme appunto alla natura diventano un valore importante per riconoscerci, per valorizzare giustamente un territorio che è fatto d'acqua, di grandi orizzonti che sono quelli della bonifica, ma anche del verde che costella tanti spazi importanti della città. Un omaggio non solo alla nostra città ma anche a quanto avvenuto a distanza di un anno con i danni, la devastazione di Vaia, quindi è un invito affinché invece la vita della natura, come ci ricorda sempre, continua, si rigenera, è sempre fonte di speranza e di vita per tutti.